e come soprano Raffaella Di Caprio.
del significato di quando nascette il libro. Grazie. Per me è un grande piacere essere qui, doverosamente. Avevo fatto una promessa un anno fa e l'ho mantenuta. Ho fatto una promessa al nostro sindaco e quindi mi toccava essere qui. Ma oltre alla promessa c'è un grande piacere di essere qui perché io, come diceva mia sorella, sono nato qui. Mio papà è originario di qui, tutta la famiglia Pirozzi è originaria di questo paese e noi ovviamente io ci sono nato, porto nel cuore i ricordi dell'infanzia, di quando ero bambino, mi ero trovati i nonni, in campagna, e correvamo, scarrozzavamo con bambini lunghi scalzi, con tutti i bambini di quei tempi usavano fare, venendo dalla città, con le scarpe, arrivati qui, la prima cosa che facevano i genitori ci levavano le scarpe, cioè adesso e correvamo per le campagne. Quindi per me è un grande piacere, un grande onore essere ritornato nel mio paese d'origine. Per quanto riguarda il programma di questa sera, il programma ovviamente data la sacralità del posto, è un programma interamente salvo, ma diciamo abbiamo estrapolato alcuni dei più belli brani, più importanti oratori di importantissimi musicisti, a partire da sì. C'è l'antenna. Ah, c'è l'antenna. A partire da Bach, e passando da Mozart, Rossini e tanti altri importantissimi autori, sia italiani che stranieri, abbiamo fatto un percorso di bella musica dedicata al canto. E ovviamente il titolo del concerto è un titolo emblematico. Noi siamo qui in questa bellissima chiesa che è stata fondata da un santo, Sant'Alfonso del Liguori, siamo lì in Figia, e quindi doverosamente, essendo lui stato anche un musicista, abbiamo voluto omaggiarlo, essendo anche un periodo natalizio, non potevamo non fare questo omaggio al grande Sant'Alfonso. Quindi abbiamo preso due brani della sua produzione e uno di questi brani è famosissimo, il famoso Quando nascette Nino, poi ha dato origine a altri brani diciamo lucidi dalle stelle, ma anche brani con un po' testi poetici di altre lingue. Quindi il titolo è tutto qui, omaggio al grande Sant'Alfonso del Liguori, che è stato il fondatore di questa chiesa, che è stato il vescovo di Santa Categoria, cioè tutto il territorio circostante. Io vi auguro un buon ascolto e spero che la musica vi soddisfi quanto soddisfatto. Grazie. Un ultimo ringraziamento va a Don Carmine, che ci ha dato l'opportunità, che ci ha ospitato in questa magnifica chiesa, e al nostro sindaco che si scartabella per portare cose belle qui a Santa Maria Rico, ve lo posso garantire, si è prenotato un anno fa. Grazie e buon ascolto. Qui affetti magna
With
semplicemente grazie. Questa sera abbiamo volato alto per i testi scelti, per queste voci meravigliose, per l'organista. Veramente abbiamo fatto un po' di esperienza di paradiso. Vedete, la musica, il canto, in particolare il canto sacro, ci apre a Dio. Noi abbiamo bisogno di questi momenti. Ancora grazie anche a voi che siete convenuti, è stato veramente un momento di grazia di cielo. Io non so cos'altro aggiungere, do la parola al sindaco che ringrazio particolarmente perché grazie a lui abbiamo potuto vivere questo momento così bello. Speriamo di viverne altri magari nel corso degli anni, ascoltando anche il nostro bell'organo che non abbiamo usato questa sera perché purtroppo la console sta dietro e per un discorso di concerto si è preferito usare tra virgolette poi la tastiera. Il prossimo concerto mi piacerebbe vedervi in mezzo a noi. Ok. Grazie Don Dante per aver ospitato questa famiglia, grazie a voi, grazie a Maestro Antonio, grazie a me, grazie ai miei cugini. Questa è la dimostrazione che la famiglia Pirozzi nella sua umiltà, gli impegni li mantiene. Antonio prese l'impegno un anno fa, con me oggi sono qua e che d'altronde ha fatto un grande miracolo questa sera. Veramente ascoltarvi è stato un motivo di emozione e di grande soddisfazione che avete portato il vostro canto nella mia comunità. Vi sono grato. Gli auguri di un felice anno nuovo, in particolare a te Alessandro che andrai da Padova direttamente, quindi chiederemo le tue performance direttamente dalla tua televisione. Grazie a voi, veramente è stato un motivo di gioia.